La torricella era prevista per una difesa a 360 gradi, ovverosia il controllo del territorio su tutto l'orizzonte da nord a sud, da est a ovest, sia con postazioni in cannoniera in casamatta, nella quale erano alloggiate 12 bocche da fuoco sui 360 gradi. Il resto delle artiglierie era posizionato nella parte più alta in barbetta cosiddetta, cioè in una specie di toroide o corona circolare, per così dire, che sta nella parte più alta della torricella, con gli affusti dei cannoni con le ruote perpendicolari al cannone stesso che veniva montato. In questo modo il cannone poteva essere girato radialmente per scegliere la miglior posizione di tiro per la difesa della torre. Sono in posizione molto elevata, per cui controllano letteralmente l'orizzonte su tutto il campo, sia le due fasce est-ovest e appunto la parte nord e la parte sud per un eventuale attacco di un nemico. Sono tutte e quattro costruite nel 1837. Molto bella la scala elicoidale che c'è all'interno, che parte su due fronti opposti, quindi sui due lati del diametro, in modo da creare una specie di cavatappi a salire, oppure a servirne uno per la salita e l'altro per la discesa, in modo tale che i soldati non si intralciassero nella velocità di salita o di discesa. La torricella è strutturata in maniera molto geniale con, oltre alla casamatta circolare che ospita le 12 bocche da fuoco che sono al primo piano, nel piano 0, cioè dove c'è l'ingresso, c'è una corona circolare, quindi una specie di ciambellone tutto intorno alla struttura stessa, che prevede una serie di feritoie per fucilieri. Quindi nel caso di attacco su 360 gradi la torricella può rispondere con un fuoco ravvicinato all'eventuale arrivo del nemico. Tutte le feritoie hanno varie angolazioni per coprire comunque qualsiasi angolo di tiro. E questa torricella è stata trasformata nel 1948 in grande serbatoio per l'acqua per Verona. Siamo a 299 metri di quota, quindi l'acqua ha tutta la forza di caduta possibile per poter alimentare poi l'acquedotto. C'è anche qui la numerazione austriaca, dove si parla dell'anno 1837, come è scritto sull'architrave dell'ingresso, e sopra c'è il numero 32. E questo è interessante da combaciare, perché il San Mattia era in vista delle due torricelle 31 e 32 che permettevano di controllare perfettamente l'areale nord della collina. Quindi nel caso di un attacco nemico si poteva avere un fuoco incrociato sia dalla parte sud, cioè sul Forte San Mattia verso nord, sia dalle due torricelle verso il Forte San Mattia. E quindi il nemico era sicuramente a grosso disagio. Siamo in un forte molto importante perché è il forte che domina letteralmente dall'alto la città. Il forte si chiama Forte San Mattia, viene costruito nel 1843, almeno finito nel 1943, è un forte estremamente complicato, soprattutto perché doveva adattarsi alla morfologia del territorio. Siamo praticamente su un dosso collinare, quindi il forte deve coprire varie quote di livello. È stato congegnato assieme ad altri forti proprio per il controllo totale di tutta la collina veronese e soprattutto anche il controllo della città dall'alto.
Non lavora da solo, lavora assieme ad altri forti e alle torricelle. I forti che lo coadiuvano, per così dire, sono Forte San Leonardo e poi Forte Sofia, scendendo di quota, mentre andando verso nord invece le 4 torri Massimiliano di San Giuliano, in modo tale che nel caso di un attacco nemico ci fosse un fuoco incrociato sia dal Forte San Mattia verso nord sia dalle torricelle verso sud. In questa situazione la collina era praticamente imprendibile. Gli austriaci hanno anche pensato di costruire una struttura che fosse elegante, che non deturpasse il panorama, che chiaramente veniva molto ben visto dalla parte bassa di Verona, quindi sarebbe stato un affronto al panorama, al paesaggio, costruire una struttura brutta. Siamo di fronte all'ingresso di Forte San Mattia. Sopra, in numeri romani, c'è l'anno di costruzione, di finitura proprio del forte, che è 1843, ma più in alto si legge anche un'altra scritta con numero 34. Tutte le strutture militari austriache, quindi forti, casematte, polveriere e quant'altro fosse stato costruito, aveva una sua propria numerazione. Ma c'è una curiosità: nel percorso che si fa da Porta Vescovo a salire fin verso Castel San Felice ci sono molte torri di epoca scaligera che vengono poi tamponate dagli austriaci. Gli austriaci chiudono e tirano su la quarta parete della torre per realizzare dei magazzini. Allora l'intervento di tamponamento della torre scaligera è anche questo numerato, ma i numeri che vengono posti sono in caratteri arabi, perché distinguevano gli interventi che erano stati fatti sull'esistente dalle strutture che erano state costruite in prima battuta dagli austriaci. Siamo entrati dentro al Forte San Mattia. Alle mie spalle c'è un grande cortile trapezoidale delimitato da un muro tappezzato di feritoie per la difesa ravvicinata con i fucilieri. All'ingresso qui il cortile dà poi attraverso un arco in un altro cortile più piccolo, dove si erige una grossa struttura che è quella delle scale che portano ai piani superiori. Tutti i passaggi erano protetti da porte in legno e ferro, in modo da poter chiudere per varie sezioni le aree del forte. Le feritoie, come vedete lungo il muro, ospitavano ciascuna un fuciliere che controllava tutto il giro del forte, mentre nei piani alti c'erano anche le postazioni in cannoniera, in modo tale da poter controllare con alcuni pezzi d'artiglieria l'ingiro al forte stesso. Tutta la struttura è particolarmente ben rifinita, curata per quel che riguarda il materiale lapideo, che fosse perfettamente coincidente un lato con l'altro, ed è nella struttura classica delle prime costruzioni del forte ad opus incertum, cioè vuol dire a poligonali, di quadrangoli, di pentagoni o di esagoni. Tutta la fascia di forti costruita tra il 35 e il 43-44 hanno questa tipologia. I forti successivi avranno anche una struttura con blocchi non più casualmente a pentagoni o a quadrangoli, ma ad esagoni. Siamo saliti non senza qualche difficoltà in cima alla struttura che contiene il vano scale per arrivare ai vari piani del ridotto centrale, che è una gigantesca struttura a costola piegata in due parti, con tutta una serie di camerate e di strutture abitative per i soldati. Ricordo che su questo forte si parlava di un contingente di circa 350 uomini che era portabile a 500 in casi estremi di problematiche militari. Da questo punto si domina perfettamente la parte bassa del forte, in particolare il cortile di accesso, ma poi anche e soprattutto quella struttura strana a goccia o quasi a cerchio, che è una delle caponiere. In questo caso questa controlla a circa 270 gradi l'orizzonte con fucilerie, naturalmente orientata anche verso la città. La parte alta era coperta da uno strato di terra di circa 1,50 m, 1,80 m, che aveva lo scopo di smorzare il colpo che fosse arrivato dalle cannonate. È un discorso che verrà poi vanificato quando dopo il 59 i cannoni cominciano a sparare dei proiettili che saranno esplodenti.
La struttura sulla quale stiamo discutendo ospitava almeno 8 pezzi d'artiglieria, 4 cannoni a canna rigata e ancora 4 cannoni ad armatura liscia. Come dotazione di bordo, al di là di circa 350 uomini, c'erano semplicemente 26 addetti alle armi pesanti, quindi ai cannoni. Sto camminando sul tetto, che probabilmente era coperto da un terrapieno, del ridotto centrale, dalla quale si sta vedendo un panorama incredibile della città. Ma soprattutto è interessante vedere anche come i forti costruiti sulla fascia collinare fossero tutti quanti uno in vista dell'altro, perché alla mia destra, dietro ai cespugli, spunta la cupola del santuario, che è l'ex Forte San Leonardo, trasformato poi in un santuario nel 1965, con varie modifiche un po' pesanti sulla struttura. Ricordo che il Forte San Leonardo era perfettamente integro, non aveva subito danni nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale e tantomeno era stato saccheggiato e quindi magari fosse esploso per la Santa Barbara saccheggiata. Nascosto invece tra i cipressi con una difficile ricerca c'è anche il Forte Sofia, che è il più basso in quota e quindi il meno visibile. Se ne riconosce la torretta centrale di tutta la struttura e una parte, diciamo, del giro a cerchio che c'era nella parte alta del forte. Una cosa curiosa che affiora tra l'erba di copertura sulla struttura del ridotto è questo blocco in cemento che si riconduce ad una casamatta molto probabilmente costruita nella Seconda Guerra Mondiale. Potrebbero essere delle postazioni di batteria contraerea posizionate in cima al tetto del ridotto. Ricordo che questo forte, assieme agli altri due, Forte Sofia e Forte San Leonardo, vennero impiegati dai tedeschi, dai nazisti, nella Seconda Guerra Mondiale tra il 1944 e il 1945 come carceri per i soldati italiani. Nel Forte Sofia ci sono ancora le tracce delle scritte dei carcerati sui muri che contavano i giorni prima della fucilazione. Siamo nella parte sud del forte, quello che è chiamato Fronte di Gola, che comprende una caponiera di cui si è parlato prima, con la possibilità di spazzolare l'orizzonte sui 270 gradi con fucilerie, e alle mie spalle invece si apre una grossa struttura che costruita per così dire ad arco di trionfo, molto accurata nella soluzione architettonica pensata dagli austriaci, che invece ospita una cannoniera che è orientata, guarda caso, sulla Valdonega. La struttura, che è particolarmente elegante, è dovuta molto probabilmente ad un allievo di Franz von Scholl, un certo Michael von Mali, il quale era particolarmente ricercato nel disegno e nelle strutture militari eleganti, ovvero le soluzioni architettoniche scelte per la costruzione di questo forte e di questa struttura alle mie spalle entrano in un contesto di mantenere bello il paesaggio della collina senza deturpare con appunto costruzioni poco felici dal punto di vista architettonico il panorama generale della collina. Ricordo che tutti i forti erano uno in vista dell'altro, adesso risulta molto difficile dato che la vegetazione è cresciuta a dismisura e quindi si è generalizzata una specie di situazione di giungla. Sarebbe molto piacevole che si disboscasse almeno in parte per avere di nuovo la lettura che ci poteva essere più o meno 50-60 anni fa. Siamo in finale di visita,
sul fianco est del forte, dove il muro del fronte di gola, che è tutto articolato ed angolato per poter coprire qualsiasi direzione di tiro e quindi la difesa ravvicinata del forte, vede anche qui una serie di feritoie che sono state poi posteriormente murate, che permettevano appunto tutto il controllo della parte verso est del forte. Alle mie spalle un'altra caponiera, la terza di questa struttura militare, che permetteva anch'essa un controllo almeno a 180 gradi, se non 270, dell'intorno, e quindi la possibilità di coprire qualsiasi angolo che potesse essere interessante per la difesa del forte stesso da un attacco nemico.